ogni volta che mi reco, anche per buttare via un semplice pezzo di legno o qualsiasi altro materiale che bisogna portarlo al CARD, ci sono sempre questi extracomunitari, non solo all'esterno, che controllano dentro la macchina e ti chiedono materiali, ma vengono anche all'interno con le loro macchine, incominciano a controllare, fanno una cernita e portare dentro le cose. In discarica Treviso non ci si sente mai soli, ce lo conferma questo nostro telespettatore, uno dei tanti che viene regolarmente avvicinato dai gruppi che oramai stazionano stabilmente al CERD della zona dogana. L'ultima volta Alessandro aveva deciso di sbarazzarsi del suo vecchio computer. E non ho fatto tempo a scaricare dalla macchina questo mio PC, che subito degli extracomunitari sono venuti alla rincorsa per prendersi il materiale. Se non che io allora, con cattiveria, me lo sono detto, no, lo butto via, e gli ho dato un colpo. Non ho fatto tempo a girare, perché poi avevo anche dei materiali plastici che andavano in un altro container. Questi qua hanno scavalcato un po' il recinto della postazione a buttare via le cose e hanno preso il PC. E il personale adeguato che viene pagato da noi contribuenti non ha detto un bel niente. Il computer è un oggetto più delicato degli altri perché, per quanto ci si possa impegnare nella cancellazione, conserva e rende recuperabili da mani esperte i dati che aveva in memoria, un aspetto che rende ancora più fastidioso il fatto che qualcuno se lo porti via. Quante persone erano? Erano proprio 4 persone con la loro macchina. Che rimanevano fermi in attesa che arrivasse gente a... Come al supermercato, sono là, fanno la postazione e c'è qualcosa di interesse, loro vanno, se la prendono e la caricano in macchina. Tra l'altro lì non potrebbero rimanerci perché possono stare solamente le persone che devono comunque conferire dei rifiuti. Sì, esattamente. Hanno un atteggiamento aggressivo. Diciamo che con cattiveria vanno a prendere, e quando io dico no, è da buttare, loro anche ti possono anche insultare oppure alzare il tono della voce come se fossero loro i padroni.